Benvenuti su Napoli all'alba. Oggi vi porto nel cuore pulsante del quartiere Vasto per esplorare i suoi mercati, dove si respira la vera anima e l'energia di questa zona. Venite con me, andiamo! Siamo a ridosso della stazione centrale. Il nostro viaggio di oggi comincia da una strada simbolo, via Bologna. Via Bologna. A quest'ora del mattino l'aria è frizzante. Questa via, che incrocia Corso Novara, è storicamente una delle arterie pulsanti del quartiere. Camminando qui all'alba si respira l'attesa. Vedi i primi movimenti, senti l'odore del caffè che esce dal bar, il rumore dei primi carrelli che passano sui marciapiedi. Via Bologna è il preludio, l'anticamera di quello che sta per succedere a pochi passi da qui. È una via che negli anni ha cambiato pelle tantissime volte, accogliendo nuove culture e nuove storie, mantenendo sempre quella vocazione allo scambio che solo le zone di stazione sanno avere. Ma se c'è un posto dove batte il vero cuore del Vasto, quel posto è via Ferrara ed è qui che entriamo nel vivo del nostro viaggio. Il mercato di via Ferrara non è un mercato fatto di negozi o grandi strutture, è un mercato antico, quasi improvvisato, che nasce e muore ogni giorno sull'asfalto. A quest'ora non ci sono saracinesche che si alzano, ma braccia che si muovono veloci. Vedi i primi commercianti
che montano strutture di ferro leggere e stendono grandi tendoni colorati per ripararsi dal sole che sta per salire. C'è una sinfonia di suoni incredibili, il rumore metallico dei pali che si incastrano, le voci dei mercatali che si chiamano da una parte all'altra della strada, l'odore della merce fresca, della frutta e del pesce che vengono sistemati sulle cassette di legno. Questa sua natura così spontanea e precaria rappresenta l'essenza stessa del quartiere. È un luogo verace, dove la spesa si fa ancora sui banchi di strada, tra la frutta e la verdura della nostra terra. Oggi spuntano anche i tendoni di chi porta spezie, profumi e tessuti che arrivano da ogni parte del mondo. È una Napoli autentica, che non si mette in posa, dove la spesa ancora è un monumento di chiacchiera, di confidenza e di vita vissuta sul marciapiede. Il Vasto spesso viene raccontato solo per la sua frenesia, ma se impari a guardarlo all'alba, quando si monta pezzo dopo pezzo sotto i tendoni di via Ferrara, scopri che è un quartiere generoso, vivo e pieno di storie umane. Ora godiamoci il mercato, con tutta la sua spontaneità, tutta napoletana. Franci, 6 euro. Mario! Nadia non è venuta. Dove sei Nadia? Nadia dove sta? È un artista,
Allora, nel nord usate il bicchiere d'acqua che lo forniscono imbottigliato, ci sono altri che invece forniscono l'acqua, quella là microfiltrata, diciamo, chiamiamola acqua alla spina, alla spina. Però facciamo così, andiamo avanti con il prossimo brano, c'è un... come no? Andiamo? Vai, però scusami, vai. गर्मी तो है बहुत और गर्मी निकल इसी से आदमी से एकदम नहीं है और गर्मी निकल ही नहीं रही हिसाब निकल Che canale è questo? Parlo così di per Afra 1, a casa stazione Afra 1, no? Là era buono perché i treni, cose, come da Ciaricchi, era una combinatrice. A quello pure io mi ho lasciato un po', sì, come vado a andare con me, ma un po' acceso, io वो तो भाई छोटा गोश्त रोज बनाता है दाल वो खाता नहीं मीडिया खराब होगी क्या होगा यहाँ पे छोटा गोश्त होगा Quando vuoi? Sì. Poi? Signora. Signora, un euro, signora. Arriva lui. Così lo mangiamo di casa.
Signora, andate a tirare roba sotto, abbiamo messo la panuvola sopra l'otto, se non c'è da sotto, grazie. Ma non stavo bucando, non che non ha, è 5, sì. Dopo metto prima che aspetta. Questo vuol vedere? Un giorno dal vero Merluzzo. Siamo qua dal 1927. 4 generazioni. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale Napoli all'Alba e ditemi nei commenti qual è il vostro ricordo o il vostro angolo preferito del Vasto. Ci vediamo al prossimo risveglio.